Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, sono le 12 in punto, siamo insieme come sempre per fare un po' il punto della situazione su quello che accade a nord-est, sul nostro territorio. Poi però oggi è giornata di punto Covid con il governatore Luca Zaia, quindi alle 12:30 ci collegheremo con la sala regionale della protezione civile a Marghera, dove insomma sentiremo un po' quali sono le novità. Ci sono varie notizie che arrivano, tendenze sui numeri dei contagiati, sui ricoveri, insomma sembra che si veda una luce in fondo al tunnel. Cercheremo di capire se anche in Veneto c'è questa tendenza, con le curve dei ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, che un po' si stanno raffreddando, come si dice in gergo. Insomma, pare vada un po' meglio, però ecco, questo ovviamente lo lasceremo dire a Luca Zaia più tardi. Di certo insomma c'è un aumento anche notevole delle prime dosi, questo viene a livello nazionale con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 che ha spinto le prime dosi e inizia a manifestare i primi effetti. Parliamo della settimana fino al 18 gennaio, quindi fino all'altro ieri. In questa fascia anagrafica insomma ci sono stati molte dosi in più, pare circa il 28% in più rispetto alla settimana precedente, quindi insomma numeri alti che vengono da questo monitoraggio. C'è anche la cronaca, naturalmente, cronaca che insomma nelle ultime ore ha visto protagonista, possiamo dire, la Guardia di Finanza per molti versi, specialmente per quello che è legato al super bonus 110%. La Guardia di Finanza di Napoli infatti ha fatto un grosso sequestro e ci sono però delle propaggini di questa indagine anche in Veneto e nella Marca trevigiana. Vediamo. È sfociato in un sequestro preventivo di quasi 110 milioni di euro di crediti d'imposta da parte della Guardia di Finanza il caso del consorzio SGAI di Napoli, sul quale la Procura della Repubblica partenopea ha aperto un'indagine ipotizzando che abbia truffato centinaia di clienti che gli si erano affidati per beneficiare del super bonus 110%. Eseguiti perquisizioni e sequestri nelle abitazioni di 21 persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta e di 3 sedi di enti o società. Una perquisizione è stata eseguita anche nel Trevigiano, proprio nella sede di una società legata a SGAI, ma non sono stati sequestrati crediti. E nella Marca non risultano attualmente indagati. In pratica il consorzio è accusato di aver incassato i crediti ceduti dai clienti senza mai realizzare i lavori. L'inchiesta, oltre al Veneto, ha toccato anche Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia e Piemonte. Solo allo studio legale Bruschi di Vittorio Veneto si sono rivolti un centinaio di clienti raggirati residenti tra Treviso, Padova e Belluno. Noi stiamo procedendo con le querele per tutelare questo sequestro molto importante di 110 milioni di credito d'imposta. È fondamentale anche perché in base a questo auspichiamo di poterci costituire parte civile per tutte le persone lese e agire con una azione di carattere collettivo, una costituzione di carattere collettivo e appunto mettere in moto una giusta tutela di questi clienti che si trovano col cassetto fiscale di fatto bloccato, con la possibilità di essere accertati da parte dell'Agenzia delle Entrate e anche di dover corrispondere tutto l'importo del credito d'imposta, addirittura maggiorato fino al doppio oltre agli interessi. Secondo la Finanza, il consorzio a partire dal dicembre 2020 avrebbe beneficiato di oltre 109 milioni di euro di crediti d'imposta che, ceduti a intermediari finanziari, sarebbero stati monetizzati per un totale di 83 milioni. Le singole fatture emesse a nome dei clienti seguiti dallo studio legale di Vittorio Veneto ammontano mediamente a 60.000 euro e questo dà la dimensione di cosa rischino, se non tutelati adeguatamente, le vittime del presunto raggiro. Questa situazione merita un'importante tutela e quindi tutti coloro che si trovano in questa situazione devono assolutamente farsi assistere legalmente. Eccoci tornati in studio. Allora questa insomma è la cronaca che ci ha portato a vedere l'operazione della Guardia di Finanza insieme a voi. Poi vi dico che sempre per quanto riguarda le rilevazioni, il monitoraggio dei casi Covid, sembra che negli ultimi 7 giorni l'incremento sia stato solo del 3%, quindi insomma buona notizia, anche se la cattiva notizia arriva invece dai decessi, che sono aumentati del 49%. Tutti i dati che insomma in queste ore vengono monitorati e analizzati
anche per decidere le fasce dei colori delle regioni. Adesso però, prima di andare avanti, andiamo subito a Vicenza, perché ci colleghiamo con la redazione di Vicenza. Vedo Sharon, buongiorno. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Cosa ci racconti? Che aria tira a Vicenza? Dunque, a Vicenza, come in tutta Italia, oggi primo giorno per altri esercizi, come per esempio parrucchieri, barbieri, estetisti, certo, dove sarà obbligatorio esibire il Green Pass. Quindi siamo venuti a chiedere un po' com'è lo stato d'animo dei negozi e vi devo dire che sono tutti molto favorevoli a questa nuova iniziativa, a queste nuove restrizioni del governo, perché si sentono più sicuri, quindi si lavorerà in maniera più sicura, dicono, i clienti saranno più sicuri, saremo più sicuri noi, e dicono anche che in questo momento comunque delicato della pandemia è giusto venirsi incontro. Ricordiamo a tutti che quindi sarà obbligatorio esibire il Green Pass, quindi potranno accedere a questi esercizi chi avrà effettuato quindi la vaccinazione, chi sarà guarito dal Covid e anche chi avrà effettuato un tampone. Quindi non hanno paura, Sharon, di perdere clienti, quindi? Allora, le persone che ho sentito fino adesso sono molto chiare nel messaggio che mandano, meglio la sicurezza in questo momento, quindi per il momento non ho sentito diverse opinioni rispetto a questa, quindi sono tutti importati sulla sicurezza in questo momento. Bene, grazie, direi che è molto indicativo questo, e anche, insomma, tutto sommato è una notizia il fatto che ci sia questo, diciamo, coro di sì, almeno per quelli che finora hai ascoltato e hai sentito. Va bene, ti lasciamo perché probabilmente hai anche altre poi notizie da seguire a Vicenza, era giusto per avere un flash. Grazie a Sharon Di Carlo. Dimmi tutto. Questa sera con il servizio completo, allora. Certo. Possiamo vedere poi tutte le interviste e le opinioni. Molto bene, certo, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie mille, ciao, buona giornata, saluti alla redazione di Vicenza, naturalmente. Ancora un dato che vi do su questo monitoraggio delle curve, diciamo così, o comunque dei dati di terapie intensive, ricoveri, nuovi positivi, eccetera, sempre a livello nazionale. La percentuale di terapie intensive occupate da persone colpite dal Covid è stabile al 18% in Italia ed è cresciuta nelle ultime 24 ore solo in Basilicata, Puglia, mentre è calata in 7 regioni, Marche, Bolzano, regioni e province autonome ovviamente, Marche, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Val d'Aosta. È invece stabile in molte altre regioni, tra cui il Veneto, dove è al 18%, quindi dati interessanti. Il Veneto non è oltre il 20% e quindi dovrebbe mantenere, diciamo così, la fascia di colore che ha. Guardavo che ora era per capire se facciamo in tempo a vedere rapidamente un altro servizio insieme. Andiamo a Venezia perché ci sono code ovviamente in tutti i punti tampone delle nostre province del Veneto, compresa Venezia. Uno dei temi caldi è stato proprio questo, però l'ULSS 3 Serenissima sta aumentando l'offerta, quindi aperti nuovi centri tampone, in particolare a San Basilio a Venezia, e quindi pare che la situazione stia un po' migliorando per quanto riguarda l'ULSS 3. Mi sembra che oggi alle richieste dei cittadini di Venezia che nei giorni scorsi hanno sofferto alcuni disagi possano trovare un luogo adeguato ai loro bisogni. L'ULSS 3 Serenissima apre un nuovo punto tamponi al Terminal San Basilio di Dorsoduro, tra le Zattere e Santa Marta, con accanto un imbarcadero del Vaporetto. La struttura, che nel pre-pandemia accoglieva i passeggeri delle navi da crociera, è stata concessa dall'autorità portuale e contribuirà ad offrire una risposta adeguata all'enorme richiesta di Covid-test a Venezia. Abbiamo verificato la fattibilità di questo utilizzo temporaneo di strutture portuali, dove c'è un'operatività portuale, in questo caso dedicata al traffico crocieristico, che hanno anche per la loro organizzazione interna proprio una loro configurazione adatta all'accoglienza di persone, allo stazionamento di persone che attendono, ed è molto facile
è più facile garantire le distanze che sono necessarie anche in fase di attesa delle attività che vengono svolte. Per evitare file e congestionamenti delle strutture, da oggi all'Ulstre i Covid test si eseguono solo su prenotazione e in molti più luoghi di prima. Complessivamente i punti tampone sul territorio dell'azienda sanitaria veneziana saranno triplicati. Questo è uno degli interventi, è uno degli più direi importanti che stiamo realizzando, ma la prossima settimana andremo ad agire anche su Chioggia, dove anche lì sono emerse delle criticità, e andremo sempre in collaborazione con l'autorità portuale ad aprire un drive-thru per dare una risposta a quelle esigenze. La richiesta di tamponi è cresciuta con l'aumento dei contagi e i contagi sono cresciuti parecchio nelle scuole. Nel territorio dell'Ulstre Serenissima ci sono circa 1 migliaio di classi in quarantena. Noi in questi giorni abbiamo le prime fuoriuscite dalle quarantene, che stiamo accompagnando questo tipo di scelta anche al Pala Expo e negli altri CVP come Dolo, in cui affianchiamo ai box vaccinali sempre più spazio per i box dei tamponi per le scuole, per le uscite quarantene. 12:10, ci fermiamo, vi ricordo che alle 12:30 saremo in diretta da Marghera con il governatore Luca Zaia. (12:15), bentornati, e vi ricordo che alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, con la sala della Protezione Civile regionale, perché insomma ci sarà l'aggiornamento del governatore Luca Zaia sulla vicenda Covid. Staremo un po' a vedere, tanto è vero che non abbiamo i dati del bollettino di Azienda Zero delle ultime 24 ore, perché poi probabilmente li darà lui direttamente durante la diretta. 12:30, quindi vi ricordo. Invece ci ha raggiunto in studio il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, che saluto e ringrazio. Passava di qua e l'abbiamo imprigionato, un po' anche per fare il punto della situazione in effetti, e le chiedo come prima cosa ovviamente come sta andando da voi, insomma, perché scuole in grossa difficoltà, contagi in crescita, anche se il monitoraggio a livello anche nazionale sembra forse che negli ultimi 7 giorni ci sia stato un po' un rallentamento dei nuovi positivi, non che non ce ne siano, ma crescono un po' meno velocemente. Ecco, dal suo osservatorio qual è la situazione? Sì, credo che sia così, che ci sia un trend che ormai è nazionale. Anche noi sindaci nell'ultimo periodo abbiamo avuto difficoltà, perché mentre nella prima fase insomma riuscivamo a monitorare i singoli casi e quindi anche a contattare i singoli cittadini, quest'onda lunga di Omicron è stata talmente diffusa che insomma un po' il controllo della situazione si è perso nel dato del contagio, però dal punto di vista delle situazioni gravi diciamo che possiamo dire fino ad oggi di non avere segnalazioni di particolare gravità per quanto riguarda il nostro territorio, quindi crediamo che, come si va dicendo, insomma bisogna un po' spostare l'attenzione dai dati del contagio a quelli degli ipotetici ricoveri, e quindi cambia un po' la prospettiva. È un comune di conti di vaccinati il suo, avete una percentuale alta? Sì, abbiamo una percentuale alta, in media abbiamo delle sacche in alcune fasce d'età, insomma, di alcuni soggetti che resistono, però insomma la situazione è abbastanza sotto controllo. Scuole? Le scuole abbiamo avuto parecchi casi, un po' a macchia di leopardo, e quindi ci sono spesso delle situazioni che vanno monitorate, e poi la difficoltà per noi sindaci anche con tutti questi cambi di normativa sugli isolamenti, sulle quarantene, perché ovviamente poi tutto questo si riverbera, si declina su quello che è il trasporto, su quella che è la mensa, e quindi continue rimodulazioni e anche difficoltà nella gestione dei servizi, perché spesso ovviamente ci si dimentica, ma anche con la necessità di garantire determinate distanze sono aumentate il numero delle corse, però spesso anche i dipendenti comunali o vengono contagiati o sono messi in quarantena da contatto, e quindi è stata sempre una situazione difficile da gestire, ma insomma abbiamo anche imparato a gestirla. Poi voi comunque siete sempre in prima linea, e questo magari anche con le famiglie, nel senso che magari molte sono le famiglie che anche loro si perdono con le normative che cambiano continuamente, e quindi alla fine il comune, il sindaco resta
sempre un po' il punto di riferimento anche per questo, immagino. Sì, lo abbiamo imparato a fare in questo biennio, attendavamo anche noi di PCM, anche tanti sindaci, abbiamo avuto anche la fortuna insomma, di avere dei sindaci che erano anche parlamentari, quindi nelle chat venivano anticipati i provvedimenti, si studiavano, si cercava insomma, di aiutare le persone, le domande, soprattutto poi nelle fasi più difficili, nelle zone rosse, con l'impossibilità di spostarsi da un luogo all'altro. Adesso la società è così rapida che a volte ci si dimentica di quello che è stato, però è stato un periodo particolarmente duro e a volte diciamo un'eccessiva normazione delle situazioni ha reso il tutto più complicato, e noi ovviamente siamo sempre il punto di riferimento dei cittadini e abbiamo cercato tutti i sindaci, credo, di adoperarci nel miglior modo possibile, anche rassicurando la popolazione. Senta, sulla questione tamponi invece voi come siete organizzati, nel senso che comunque insomma magari c'è della strada da fare per andare a fare i tamponi? Sì, c'è della strada da fare, diciamo che noi nella fase più grave credo che grazie a dei volontari che hanno fatto, un'infermiera in particolare di Vastagna, Daniela, che ha fatto un lavoro straordinario, noi siamo riusciti diciamo a consentire di fare i tamponi in comune per lunghi tratti della pandemia, e questo ci ha consentito insomma soprattutto nella prima fase di controllarla in un modo importante. Ovviamente poi quando queste possibilità sono venute meno e si è concentrato tutto in determinati hub, noi abbiamo un po' perso il controllo della situazione, o meglio ce lo abbiamo avuto attraverso i dati che ci venivano trasmessi, quindi credo che ogni sindaco, io per primo, giornalmente verificava quelli che erano le ipotesi di contagio, i numeri, cercando di capire anche se vi fossero delle situazioni insomma, in cui la malattia aveva assunto dei tratti preoccupanti. Certo, intanto vedo Marghera, un po' di movimento, microfoni a posto, siamo ovviamente in attesa di collegarci con la sala della Protezione Civile regionale e quando arriverà Luca Zaia. Guardavo qui anche il tasso di mortalità degli over 60 grazie ai vaccini è sceso dal 9,5 all'1,19, quindi insomma sono tutti dati che vengono diffusi anche per confermare l'importanza, direi, dei vaccini, quindi la percentuale di vaccinati con 3 dosi si alza, e questo a quanto pare fa diminuire il tasso di mortalità, soprattutto in certe fasce di età. 12:21, chiedo al sindaco se si ferma ancora con noi qualche minuto, noi ci fermiamo per un attimo e così io e il sindaco di Valbrenta vi accompagniamo fino all'arrivo di Luca Zaia. (12:24), siamo in studio da mezzogiorno, fra qualche minuto andremo invece a Marghera per il collegamento in diretta con Luca Zaia che farà il punto della situazione. Intanto stiamo chiacchierando qui in studio con il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, che ringrazio. Abbiamo parlato di Covid, abbiamo visto qualche servizio delle nostre redazioni e vi dico che sta tornando il maltempo, più che maltempo, il freddo soprattutto, con la neve che potrebbe arrivare anche a quote basse dopo alcuni giorni di stabilità. Così è anche lo spunto per chiedere al sindaco, insomma, il suo è un territorio più che fragile, ecco, diciamo, da tenere sempre sotto controllo proprio per la sua conformazione. Come sta andando quest'inverno da questo punto di vista? Beh, l'inverno sta andando benino, abbiamo avuto un episodio solo con nevicate abbastanza abbondanti. Certo è che in pochi chilometri, essendo diciamo di natura valliva, se partiamo da Primolano verso sud, già in queste giornate ci sono diversità di gradi consistenti, perché noi la notte andiamo abbondantemente sotto zero e quindi c'è tutto un tema di salatura delle strade, di manutenzione del territorio che in zone più soleggiate non ci sono, e quindi anche nel momento in cui vengono previste ipotesi di neve da noi è molto più probabile quasi fosse una zona di montagna piena con tutte le difficoltà del caso, e quindi insomma si cerca sempre di essere pronti, anche perché noi appunto veniamo anche da una fusione dei comuni e quindi le aspettative dei cittadini sono sempre maggiori, e anche noi, si parlava prima di pandemia, si aspettano che la manutenzione eccetera sì, ovviamente sia maggiore.
Certo è che, diciamo, se da un lato giustamente ci sono delle aspettative alte, dall'altra insomma le difficoltà del Covid hanno reso tutto più complicato, perché ovviamente anche tutto il tema delle risorse economiche giustamente dai livelli di governo superiori si sono concentrate su quella che è la vera emergenza, e quindi a volte anche la manutenzione del territorio richiede costi aggiuntivi che non sempre sono facilmente reperibili. Però insomma abbiamo assunto un impegno con i cittadini, il progetto del Comune Unico è un progetto di lungo periodo e quindi bisogna avere come obiettivo quello di migliorare sempre i servizi. E avete proprio in questo periodo diciamo operativi degli interventi sempre per la tutela del territorio? C'è qualcosa che state facendo in particolare? Beh, noi abbiamo finito una serie di asfaltature, ne abbiamo programmate altre, anche perché proprio in tema di neve, ad esempio, solo il fatto che si usi tanto sale, per esempio, comporta un ammaloramento delle strade sensibilmente maggiore rispetto a territori che non vedono l'usura del manto per il ghiaccio, per il sale e quant'altro. Quindi interventi di manutenzione ordinaria, ma anche interventi di progettazione di manutenzione straordinaria con posareti e quant'altro, perché ovviamente non ci manca nulla, e negli episodi insomma in cui le piogge sono consistenti, o anche ed è un periodo che noi spaventa sempre, nel momento in cui ci si avvicina alla primavera, nel momento in cui dovessero esserci cambi climatici importanti e quindi sbalzi termini di temperature rilevanti, sappiamo insomma che le valli cominciano a diventare un pericolo per il nostro territorio, e quindi l'aumento della quantità del fiume Brenta, ma anche tutte le adduzioni laterali che spesso hanno creato danni. Sì, quindi avete tanti fronti, diciamo, da tenere sotto controllo. Molti. Non vi manca, non vi annoiate, diciamo. Siamo sempre in attesa, vedete, dell'arrivo del governatore. La voce turismo, sindaco, che cosa c'è anche magari in cantiere? Beh, noi a breve usciremo con alcune brochure, alcune indicazioni su quelli che sono i nostri percorsi, i nostri sentieri, con degli anelli per promuovere il nostro territorio. Dobbiamo evidenziare che, e questo è stato un effetto imprevisto ma positivo per noi, legato alle limitazioni da Covid, che ovviamente il fatto che vi fosse stato un minor turismo verso l'estero e delle limitazioni spesso dentro i confini regionali o addirittura comunali, c'è stato un consistente aumento delle persone che camminano a piedi, e noi lì abbiamo tutta una serie di potenzialità, soprattutto la possibilità non solo di usufruire della ciclopedonale del Brenta, ma anche di scoprire tutti quei collegamenti che da valle portano a monte, sia dal lato Grappa che dal lato di Asiago, che stanno creando occasioni di sviluppo culturale e turistico veramente rilevante, anche cercando di abbinare, diciamo, l'aspetto della camminata, e quindi salubre della camminata, e con la possibilità di godere di meravigliosi paesaggi, anche insomma quello di avvicinarsi a malghe, e quindi anche abbinare insomma la camminata alla possibilità di soddisfare il palato e quant'altro. Ecco, credo che questo sia un settore sul quale noi abbiamo puntato, ma rispetto al quale la pandemia ha prodotto degli effetti acceleratori e positivi per il nostro territorio. Sì, è vero, certo. Altra notizia che arriva qua dal calcio, però in realtà insomma sempre di Covid si parla, perché il Venezia Calcio ha 10 nuovi positivi, 10 nuovi giocatori del gruppo squadra positivi, e quindi dopo i casi registrati il 15 gennaio in tutto sono saliti a 14, e quindi la società ha informato le autorità sanitarie competenti, isolamento, procedure previste dal protocollo. Vedremo insomma come riuscirà a continuare l'attività sportiva del Venezia. Sapete, insomma, in questi giorni sono cambiati molti protocolli nel mondo dello sport, anche proprio la gestione dei casi positivi e quant'altro. Luca Zaia, sindaco, lunedì andrà a Roma, probabilmente andrà già domenica, come da lunedì comincerà l'elezione del Presidente della Repubblica. Noi siamo un po' da cittadini, seguiremo da qui, lei anche ovviamente come cittadino. Cosa si aspetta? Qualche aspettativa o
vede ancora tanta confusione? Beh, io credo che sia una fase totalmente preliminare e che non... Tante adesso, schermaglie insomma, escono penso che stiano uscendo i nomi che non diventeranno Presidente della Repubblica. Berlusconi compreso. Sì, io credo che sia importante, insomma, la figura prevista dalla nostra Costituzione è una figura di garanzia, una figura che rappresenta l'unità nazionale, quindi sarebbe importante e troverei insomma paradossale che in un momento in cui a causa della pandemia forze politiche di natura diversa hanno trovato la quadra per cercare di farci uscire da questa situazione, non riescano a trovare ad incarnare insomma una figura che possa soddisfare gli interessi di molti, perché indipendentemente dall'appartenenza politica di ciascuno di noi, io credo insomma che in questi ultimi mesi l'Italia abbia dato dimostrazione dettando anche linee a livello europeo. Si pensi insomma anche al Green Pass, che è stato all'inizio forse un po' visto con sospetto, da altre parti quasi un po' deriso, ma poi è stato mutuato in molte altre realtà, quindi diciamo che c'è stata la forza di assumere alcune decisioni che potevano anche sembrare impopolari, ma che sembra insomma abbiano dato dei risultati, e quindi io mi aspetto insomma che le forze politiche abbiano quel grado di maturità per individuare insieme quella figura di cui l'Italia in questo momento ha bisogno. Una bella, così, anche una bella responsabilità anche per i nostri parlamentari e grandi elettori, insomma, che arriveranno dal Veneto. Ha sentito qualcuno, insomma, un po' che aria tira? Sì, io diciamo, ognuno ha i suoi riferimenti politici, il mio ovviamente è Giacomo Possamai, e quando ho saputo insomma che era stato investito di questo ruolo ho provveduto insomma a mandargli il mio in bocca al lupo, perché penso che appunto, come dice lei, sia un momento di responsabilità in cui uno sente anche il peso della scelta che viene fatta, appunto perché bisogna individuare una persona che incarni l'unità nazionale e quindi che sia veramente super partes a tutela di quelli che sono i valori fondanti della nostra comunità, e quindi credo che in una fase storica che presenta ovviamente dei momenti di difficoltà che noi tutti conosciamo, ma che anche fa intravedere degli elementi di speranza verso il futuro, insomma sia un momento rilevante, quindi un in bocca al lupo è stato assolutamente fatto con il cuore, insomma. Sì, doveroso. Ma quindi chi va lì a votare non deve pensare insomma di essere un politico, ma forse più un rappresentante del territorio e un difensore della nostra democrazia e della nostra Costituzione, più che andare lì da esponente politico. Sì, questo lo non credo. Non è facile, ma penso che insomma ci si deve un po' immedesimare in questo. Sì, poi credo insomma che un po' conoscendo gli ambienti romani, che poi lì ovviamente si muovono altre dinamiche in cui insomma i soggetti che sanno gestire partite come queste aspettano il momento giusto insomma per calare i nomi che contano, e io credo insomma che è sempre avvenuto così, e anche in queste occasioni insomma a breve capiremo quelli che sono i percorsi che verranno messi in campo. Io credo che sia coscienza di tutti capire che la quantità di denaro che sta arrivando in Italia con il PNRR non consenta insomma dei deragliamenti né del governo né della Presidenza della Repubblica, e quindi io credo che nessuno tenterà insomma di far saltare il banco e si troveranno le persone giuste da mettere al posto giusto. Certo, sì, è vero, questa analisi è corretta anche secondo me, e sempre in attesa di Luca Zaia. Vedete che dalla regia ci tengono aggiornati su quello che accade a Marghera, e su Draghi, sindaco, lei cosa pensa? Come andrà a finire con il Premier? Questo è il grande tema, insomma, se in termini di utilità le forze politiche riterranno più importante che rimanga dov'è o possa essere preso in considerazione per il ruolo di Presidente della Repubblica. Su questo francamente non ho un'idea, nel senso che non saprei scommettere su quale sarà la soluzione. Un po' quello che si legge sembra insomma
di capire che vi sia l'intenzione di lasciarlo dov'è, insomma leggendo tra le righe. C'è una situazione che ovviamente molti escludono, che è quella della riconferma del Presidente attuale della Repubblica, ma anche perché a suo dire ovviamente non c'è la volontà di rimanere dov'è. Però più passa il tempo, più non escluderei nemmeno che una siffatta ipotesi possa prendere corpo, vista la situazione, e se è vero, come è stato detto, che siamo in una situazione di totale emergenza, equiparabile quasi a una guerra. Se finora in qualche modo, pur commettendo qualche errore di fronte a una situazione nuova, è stato fatto, credo che i cambiamenti forse non sarebbe opportuno farli in questo momento. Però dall'estero come ci vedono, secondo lei? Con più favore rispetto a qualche mese fa? Ma io credo che questo sia evidente sia nelle scelte sia nelle persone. Io credo che la politica negli anni sia cambiata molto, nel senso che se vediamo l'esperienza dei sindaci, il sistema maggioritario va a condizionare anche il modo di pensare dei cittadini. Se pensate insomma che il sindaco, il presidente della regione viene eletto direttamente dai cittadini, questo non è previsto per il presidente del Consiglio e spesso diciamo, si fa presente o la gente si lamenta come se il soggetto che riveste questo ruolo avesse in sé la colpa di non essere stato eletto dai cittadini. Invece quelle sono delle procedure democratiche, ma questo per dire che ormai anche la politica, piaccia o no, è molto legata alle persone e quindi io credo che le persone che attualmente rivestono il ruolo di Presidente del Consiglio e di Presidente della Repubblica abbiano una credibilità non solo nazionale ma anche internazionale, che ha fatto sì insomma che l'Italia fosse vista in questi mesi, in questi anni, in una chiave totalmente diversa. Certo, intanto la Procura di Venezia, la Procura distrettuale di Venezia, ha sequestrato un sito web che conteneva i dati diffusi dai pirati informatici che avevano attaccato l'ULSS 6 Euganea, l'azienda sanitaria di Padova, avrete certamente seguito. Quindi avevano rubato dei dati, poi hanno chiesto un riscatto, l'ULSS 6 non ha risposto, hanno pubblicato su un sito alcuni dati e adesso l'attività giudiziaria, dicevo, è arrivata al punto che hanno individuato questo sito, mi pare che sia Uzbeko, eccolo qua, un dominio dell'Uzbekistan e quindi il sito è stato bloccato dalla polizia postale e adesso immagino che continueranno gli accertamenti per cercare di risalire anche fisicamente alle persone che hanno, diciamo, provato ad estorcere denaro all'ULSS 6, che però, come vi anticipavo, non ha mai risposto, ha sempre detto che non avrebbe mai ceduto, ecco, a questo. Ieri il sindaco era a San Bassiano, quindi un po' la ricorrenza importante del patrono di Bassano. Arriva anche a voi in Val Brenta un po' questa data in qualche modo? Sì, assolutamente, noi tra l'altro siamo sempre gentilmente invitati e noi partecipiamo. Ovviamente Bassano è riconosciuta da noi come città di riferimento da sempre, lo è dalle nostre genti, lo è dal punto di vista amministrativo e politico e quindi è un avvenimento importante perché poi molte iniziative, si pensi all'aspetto culturale, a tutta l'attività diciamo anche legata a Opera Estate, è un'attività che ha il suo fulcro in Bassano del Grappa ma che poi si dipana in tutta una serie di attività che coinvolgono anche i nostri territori e rispetto alle quali noi ci sentiamo totalmente partecipi. E poi è il grande tema insomma della collaborazione tra comuni. Negli anni è cambiato molto il modo di fare amministrazione perché le funzioni, le attività che alcuni comuni svolgono non possono più essere considerate come funzioni esclusivamente proprie di un comune, ma spesso le necessità portano alla condivisione e alla necessità che certe attività vengano svolte necessariamente insieme. E ne è stata la prova anche la pandemia, dove il confronto tra i sindaci, tra le amministrazioni e anche tutti i piani del sociale per cercare di aiutare imprese, persone in difficoltà,
abbia elencato e prodotto tutta una serie di buone pratiche che sono state condivise e che di fatto hanno anche reso uniforme il territorio. I passi avanti da fare sono ancora tanti, ma la strada intrapresa è quella giusta. È arrivato intanto Luca Zaia, quindi io ringrazio. Buongiorno a parlare tutti, anche della scusate provincia di Belluno col il sindaco, lo facciamo la prossima volta, che non è lontana da voi. Grazie a Luca Ferrazzoli, sindaco della Brenta, e passiamo allora alla palla. L'assessore Lanzarin manca ancora perché, come sapete, è in quarantena, essendo isolamento, sì, grazie, scusi, essendo positiva al Covid, vi saluta. Allora, partirei subito con la comunicazione del bollettino, dopodiché ci sarà ovviamente la dottoressa Russo che vi dà un punto della situazione rispetto a quello che è la discussione nazionale, visto e considerato che lei partecipa al tavolo. Voi sapete che da questa ragione sono partite una serie di istanze rispetto alla semplificazione di questo che ormai è diventato un mondo caotico, che è quello dei tamponi, delle regole, e quindi una luce in fondo al tunnel si vede. Tamponi molecolari 8.781.000, tamponi rapidi 15.435.000, totale siamo a 24.217.000 test fatti ad oggi, dal 21 febbraio. Positivi nelle ultime 24 ore, 21.833. Sapete quanti erano i positivi l'anno scorso? 1.350. Un anno di differenza. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 21.833 positivi con 169.893 tamponi. 169.893 tamponi, per un'incidenza che è tra le più basse a livello nazionale del 12,85. Cioè, vi ricordo che ci sono regioni che hanno il 28% di incidenza di positività. Noi siamo tra gli ultimi 4, ultimi 5, e di gran lunga al di sotto della media nazionale. Numero di positivi, abbiamo quasi 1 milione di positivi, 956.096 dal 21 febbraio del 2020. Positivi di oggi 273.895. I positivi di oggi di un anno fa era questo. Vedete il numero abnorme, ma lo percepirete ancora di più adesso. Ricoverati totali per Covid 2010, un anno fa ne avevamo 2.898. Che detta così magari sembra quasi niente, però se la vediamo così, non ce l'ho, no, volevo farvi vedere il numero dei positivi. Sì, eccolo qua, ce l'ho qua, dovrei avere qua. No, non ce l'abbiamo, no, niente, volevo farvi vedere anche la differenza del numero di positivi in 24 ore. Ricoverati in area non critica sono 1.806, un anno fa ne avevamo 2.560. Terapia intensiva 204, un anno fa ne avevamo 338. Considerate che eravamo già in calo dell'infezione un anno fa. Terapia intensiva non Covid 281, totale dei decessi 12.862,
più 32, dimessi 120, 27.008, 120 dimessi nelle ultime ore. Allora, qualche considerazione. Partirei da una slide. Linea blu, grafico blu recovery 2021, grafico rosso recovery 2020. Scusate, 2020, 2021, diciamo il blu è l'anno è il 2021. 2021 con un pezzetto 2022, cioè siamo partiti da settembre, confronto curva settembre vecchia con quella nuova per capirci, quindi curva del 2020, da settembre 2020 e poi il confronto da settembre 2020 a gennaio 2020 e poi quella blu è da settembre 2021 a gennaio 2022. Recovery. Vedete cosa sta accadendo? Intanto che tutto questo spazio tra la blu e la rossa sono ricoverati che non abbiamo portato in ospedale e poi vedete la curva che andamento sta prendendo quella blu, la vedete? Che sta flettendo. Sono 5-6 giorni che abbiamo questo dato, insomma, che è un dato che ci fa prudentemente ben sperare. Noi fondamentalmente viviamo un ritardo di circa 15 giorni, cioè un paio di settimane rispetto al fenomeno inglese. Dovremmo, speriamo, aver raggiunto una fase di stallo e iniziare l'inversione nell'infezione. Lo vediamo da molti dati, uno per tutti lo possiamo dire, è questo, eccolo qua, e ve lo do. R con T 1,22, peraltro in calo rispetto all'altro che era 1,34. Sì. Tasso di occupazione delle terapie intensive 18%, quindi le terapie intensive scendono sotto il parametro, quindi sono da giallo. Tasso di occupazione nell'area medica 26%. Stiamo parlando del periodo analizzato che va dal 14 di gennaio al 20 di gennaio. Incidenza fuori per fuori 2587. Allora, considerazioni da fare sono queste, che il modello ci dice che potremmo perdere un altro mezzo punto, un punto in una settimana dalle terapie intensive se continua così. Cioè andare a 17% di occupazione, 17,5%. E guadagnare un punto di area medica, il che vuol dire che se fosse così restiamo ancora in giallo anche la settimana prossima su quella dopo. Ad oggi noi abbiamo parametri ragionevoli per dire che non andremo in zona arancione la prossima settimana. Qual è la situazione? La situazione è una situazione di come avevamo annunciato, di uno scenario che è totalmente cambiato. Noi facciamo anche 20, 21.000, 25.000, abbiamo avuto la punta massima, voi l'avete anche registrata giornalisticamente, no? 3 giorni fa 25.133, potremmo avere anche 30.000 positivi, ma abbiamo capito che la stragrande maggioranza non è solo, diciamo, asintomatica, ma anche i sintomatici nella stragrande maggioranza. Allora, la stragrande maggioranza è asintomatica, cioè non ha sintomi, e quelli che hanno sintomi molto spesso, nella quasi totalità, sono pauci sintomatici. Questo dimostra che da una montagna di positivi ogni giorno alla fine il ricovero rischia di essere il delta del ricovero rischia di essere il nostro vantaggio, cioè dimettiamo di più di quello che ricoveriamo in alcune giornate, nonostante i tanti positivi. Allora cosa diciamo? Che il virus si sta endemizzando
che la variante Omicron è una variante, e pensate in natura nulla accade a caso, molto contagiosa, ma è anche una variante che non è altamente letale e probabilmente è una scelta, come si può dire, fra virgolette, che il virus fa per diventare ormai ubiquitario e diventare quello che noi dicevamo 2 anni, 24 mesi fa diventerà la nostra influenza. Ovvio che non si scherza con il virus, E questi grafici che vi ho fatto vedere, lo dico a tutti quelli che passeranno il loro pomeriggio a scrivermi insulti, dimostrano che la vaccinazione ci ha dato una grande mano. Cioè voi avete visto la differenza di dati nei ricoveri, avete visto che avevamo il dato del ricovero che ricoverati totali 2.898 ed erano già giornate di calo forte verso il 20 di gennaio dell'anno scorso, considerate che avevamo 1 migliaio di positivi al giorno, cioè con 22.000 positivi al giorno sarebbe stata una strage senza i vaccini. Piaccia o non piaccia, funziona così, cioè il vaccino ci ha permesso di venirne fuori da questa vicenda. Cambia lo scenario, deve cambiare la strategia. Io penso che quello che noi abbiamo voluto con forza chiedere e poi fare anche sottoscrivere ai colleghi presidenti e quindi a livello nazionale è quello che a livello nazionale il governo guardi per il tramite del Comitato Tecnico Scientifico, poi la dottoressa Russo vi dirà, fa parte di questo gruppo di lavoro di 5-6 persone dove c'è lei, c'è il professor Brusaferro, il dottor Rezza, e chi c'è poi? Il dottor Urbani, Locatelli, eccetera. Insomma ci sono tutti, e il generale Angeni per la struttura commissariale, cioè di prendere atto che una situazione da gestire con le norme di oggi è una situazione da caos. Cioè, oggi noi siamo nel caos. Sono comprensibili tutte le lamentele dei cittadini, perché comunque i cittadini, dovendo essere sottoposti a delle linee guida, o meglio a delle circolari previste dal piano di sanità pubblica, si ritrovano una mole di tamponi da fare piuttosto che di attività da fare, che anche se uno ci mette buon impegno va a cozzare contro 6-7 ore di attesa a una fila a un centro tamponi, piuttosto che all'impossibilità di fare alcune cose. Una per tutte, il contact tracing su 21.000 contagiati al giorno, cioè vuol dire 21.000 telefonate, impossibile da fare. Sono bravi i nostri ragazzi e tutti gli operatori che io ringrazio, magari un giorno dedicate una pagina agli uomini e alle donne del contact tracing, che ancora riescono a salvaguardare almeno un 40% di positivi. Vuol dire che ogni giorno il 60% di positivi nuovi non hanno un contatto. E questo dà ancora di più la dimostrazione che lo scenario è cambiato. Pensate che all'origine, ma è ancora valido di fatto, noi dovremmo garantire un contact tracing che supera che percentuale l'80? Il 60? Almeno il 60%. Vuol dire che se tu hai 20.000 contagiati, 6-12 devi fare almeno 12.000 telefonate al giorno, i quali ti diranno che hanno avuto tot contatti e va via così. Allora noi la vediamo, io vi dico la mia opinione, poi la dottoressa Russo vi dirà tecnicamente, io la vedo in maniera molto semplice. Quando avevamo il morbillo sapevamo che dovevamo stare a casa finché non era passata, giusto? Davanti a un virus come questo bisogna sapere, avere fiducia in cittadino che se sa di essere positivo, sintomatico, deve mettersi in isolamento. Chiuso? È previsto dalla legge. Però il problema è che tutta la partita dei tamponi e dei controtamponi complicano un poco la vita. Allora l'ECDC dice di concentrarsi sui sintomatici. Allora qualcuno dice ma la Gran Bretagna ha fatto una grande rivoluzione, non sta facendo altro che quello che è un percorso che l'ECDC ha già segnato, perché se tu ti concentri sui sintomatici vuol dire che tutto quello che ci sta intorno è un corredo non da trascurare ma che va gestito in maniera molto più flessibile. Faccio un esempio, sarà mica possibile che nella scuola primaria, considerate che queste robe ero contestate dal primo giorno, ad ogni caso positivo tutta la classe va in quarantena
e se uno ha la sfortuna di ritrovarsi in una classe che ogni 15 giorni ce n'è uno di positivo, si fanno la DAD tutta la vita, arrivano alla laurea con la DAD. Cioè non può stare in piedi questo sistema. Noi incontriamo genitori angosciati dal fatto che sono lì con le dita incrociate di sperare che al rientro a scuola non ci sia nuovamente un positivo, perché è come il gioco dell'oca, rinizia sempre. Allora, anche qui, perché non valutare che se c'è un positivo va in isolamento il positivo e i ragazzi continuano a studiare? Perché se è vero poi che a fronte di quel positivo tutti quelli che mandiamo in quarantena non si positivizzano, è altrettanto vero che se toglievamo solo il positivo avevamo risolto il problema. E così, per non parlare delle scuole secondarie superiori, dove se da un lato nella scuola primaria è previsto il tampone T0, T5, quindi hanno anche 2 tamponi oltre a tutto il tema dell'isolamento e di chiusura della classe, e quindi di mandarli in DAD, nella scuola secondaria superiore c'è ancora un altro guaio, che si prevede l'autosorveglianza, e quindi con 2 casi si va in autosorveglianza, quindi non si va in DAD, ma l'autosorveglianza non gliela concedi di fare con un tampone fai da te, ma lo mandi in farmacia. E qui è un altro problema. La modifica della definizione di caso è la madre di tutte le battaglie. Allora, io non sono uno scienziato, non ho una preparazione per avventurarmi in disquisizioni, ma prendo atto che il mondo sta andando in una direzione, e quella direzione che noi abbiamo sempre contestato in questi mesi, alla fine abbiamo sempre dovuto poi mettersi a ruota e succhiare il copertone, come si dice ciclisticamente. Non abbiamo mai buttato il cuore oltre l'ostacolo, facendo delle cose per primi. Forse la scelta per primi che abbiamo fatto è stata quella delle aree a colori, del Green Pass, ma alla fin fine le indicazioni del CDC sono chiare. Io spero che questo gruppo di lavoro, ho parlato del ministro Speranza, gli ho detto guarda, deve durare ore, non giorni, chiuda velocemente questa partita, perché si va in una direzione, poi ve lo dirà la dottoressa Russo, nel quale il vaccinato si mette in isolamento 3 giorni e poi fa le sue attività, ad esempio per le categorie essenziali. Cioè questo vuol dire tanto vaccinato positivo, sto parlando del vaccinato positivo. Ovvio è che la vera strategia davanti a questa mole di contagiati è quella di concentrarsi sui sintomatici. Vi dico che la vaccinazione sta andando avanti bene, perché siamo oggi al 88,5%, la fascia 5-11 anni è al 30%, 30,8%, quindi 1 su 3 ormai è vaccinato dei bimbi, e la notizia del giorno è che abbiamo passato i 10 milioni di vaccinazioni proprio stamattina. 10 milioni di vaccini questa mattina, quindi ci abbiamo messo esattamente 23 mesi, anzi che 23 mesi, scusate, ci abbiamo messo 13 mesi ci abbiamo messo, dal 27 dicembre 2020, scarsi, facciamo 12 mesi perché abbiamo iniziato il 1° gennaio, 12 mesi, stavo pensando al 21 febbraio. Quindi oggi ufficialmente, proprio mentre io vi parlo poco fa, si sono fatte la 10.000.000ª dose. No, ora premi no, anche perché per aver solo risposto a una mamma che mi diceva per favore può parlare col mio bambino che ha paura della siringa, si è aperto il mondo nei social, perché io non dovevo permettermi di convincere un bimbo a vaccinarsi. Mi scusi Presidente, mi permetta se la interrompo, ma siccome lei ci racconta spesso vicende del genere, ma perché lei prende in considerazione in maniera così perentoria quello che è uno sfogatoio miserabile contro molto spesso? Cioè perché lei si confronta con persone che minacciano e insultano? Perché io sono convinto di una cosa, che le derive iniziano sempre così, perché prima o poi c'è qualche mente malata che si investe di un ruolo che non ha e rischia di mettersi nei guai o di far del male a qualcuno, lo dico così, cioè non sto criticando il dibattito, sto dicendo che a forza di esagerare prima o poi
Guardate, la partita dei bambini è una partita molto delicata, è una partita che compete solo ai genitori e non può, però sta diventando molto substrato per buttare benzina sul fuoco, perché si legge di tutto, questo non, però ricordo che la vaccinazione dei bambini è decisa dai loro genitori, di certo noi abbiamo fatto la campagna di comunicazione, guardate, l'abbiamo fatta per il booster, per cui abbiamo proprio evitato di andare a ravanare in altre fasce di età il booster, e quindi per ricordare che c'è la possibilità, per fortuna che l'abbiamo fatto, ringrazio Federica Pellegrini, perché questo ci ha permesso di essere assolutamente tra i primi in Italia per la vaccinazione, la terza dose. Se avete domande ragazzi poi vi lascio alla dottoressa Russo. Allora Martina Zambon per cominciare e poi vediamo. E non so se posso chiedere a lei oppure direttamente alla dottoressa, volevo solo un aiuto per capire meglio i dati. Si diceva il 18% di occupazione. Sì. Ecco, c'è questa, forse è una questione di tempi, di giornata precisa in cui si prendono in considerazione i dati, perché dal bollettino io vedo 1806 in area non critica, in area medica. Come perché stiamo parlando di positivi. Sì, però per quanto riguarda i ricoveri rispetto al numero totale di letti, che dati dobbiamo prendere in considerazione rispetto a quelli della regione, del bollettino diciamo, oppure quelli di Agenas che sono già ieri dicevano 18%. Mi sono persa su quale dobbiamo sono i nostri, perché noi diamo tutti i ricoverati, positivi e negativizzati. Il conto poi lo fanno sui positivi. Diciamo che c'è un fatto, allora l'incidenza viene aggiornata a oggi, non so se si sente. Sì, prego. Allora l'incidenza viene aggiornata alla mattina del giovedì, perché nella valutazione dei dati era scritto nell'accordo che è stato fatto col Ministero, che fa parte delle circolari e dei vari decreti legge che l'incidenza deve essere l'ultima disponibile. Quindi entro la mattina del giovedì di ogni settimana viene fornita all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero, l'incidenza. Quindi noi i 2580, quello che è, 85 l'abbiamo calcolata stamattina. Quindi questo dato indica il numero dei nuovi positivi. Invece per quanto riguarda i posti letto, è stata calcolata a ieri praticamente, quindi non ad oggi, anzi a martedì, perché a mercoledì, scusate, ieri era mercoledì, oggi, ieri mercoledì, perché le proiezioni e il calcolo dei dati ci arriva mercoledì sera, ci arriva intorno alle 9:30, 10 di sera, e dice alle regioni di confermare entro la mattina successiva, cioè entro oggi, i dati ospedalieri e di aggiungere l'incidenza. Questo è il calcolo, quindi non è che ognuno possa variare, sono dati che vanno sempre in linea, quindi il nostro sistema di biosorveglianza, i nostri dati dei ricoveri sono in linea con quelli del Ministero, quindi non c'è nessuna possibilità di interpretazione, ci sono i numeri, c'è un numeratore e un denominatore, sulla base del numeratore e denominatore viene calcolato, il metodo è unico per tutte le regioni. Sì, era probabilmente la questione della tempistica, quindi sono i dati del mercoledì sera che vanno confermati entro il giovedì mattina. Il giovedì mattina. L'incidenza è quella calcolata la mattina. Dopo c'è anche da dire una roba, che forse un po' di ordine a livello nazionale ci vorrebbe, visto considerato che dal lunedì ci sono 3 o 4 realtà che danno dati sui nostri dati, quando la fonte ufficiale è Regione del Veneto e il Ministero, punto. Le varie fondazioni. Ma se voi vedete, liberi di farlo tutti per carità, però effettivamente c'è un giro di dati, di controdati, alla fine bravi tutti, applaudiamo, ma sono i nostri dati questi qui. Sui positivi, sì. Mi bastava questo, grazie mille. Grazie. Ci sono domande per il Presidente? Sì, Alda Vanzani. Sì, Presidente, Prego. Buongiorno. Era solo per capire che se dà una tempistica sul nuovo scenario, nuove strategie. Io la prevedo molto breve, nel senso che c'è in assoluto
la volontà da parte dei governatori di arrivare velocemente a quello che è una forma più, diciamo, gestibile. Se c'è un modello inglese che è quello del via tutto, via mascherine, è altrettanto vero che gli inglesi, diciamo, nel bene o nel male, non dico la quasi totalità, ma si calcola che oltre il 95% degli inglesi abbiano avuto un incontro con il virus, no? O col vaccino o con la malattia, o diciamo con l'infezione. E io penso che noi ci stiamo avvicinando a questo scenario, che è quello di rendere endemico il virus. Penso anche che dobbiamo fare in modo di liberare un sacco di cittadini che oggettivamente sono oggi in preda a tutte queste regole che noi vorremmo semplificare. Presidente, lei però ritiene di attendere sempre il pronunciamento del governo? Ma è fondamentale. Oppure di fare degli strappi in avanti, cioè il Veneto decide autonomamente come hanno deciso altre regioni? No, allora, altre regioni hanno deciso solo uno strappo, nel senso di andare in farmacia e di portare il fine isolamento, il fine isolamento è in farmacia con il tampone di prima generazione. Ci sono delle regioni che l'hanno fatto. Oggettivamente il governo, il Ministero della Salute ci ha detto che farà una circolare, è 3 giorni che dice che farà la circolare, potete scriverlo anche nelle agenzie, speriamo che questa circolare si veda, cioè capite che è una cosa molto delicata, cioè il fine isolamento, se poi viene fuori un problema, tu in procura gli devi dire che hai fatto una scelta autonoma nella quale hai previsto che un test non autorizzato desse la libertà a persone che erano positive. Non è proprio, soprattutto in Veneto mi sembra di capire che c'è sensibilità su ste robe, e quindi a me ha garantito addirittura il Ministro che avrebbero affrontato il problema all'inizio di questa settimana, per cui penso che sia addirittura d'arrivo. Poi Quando lei dice, e lo diceva da giorni, che il sistema è saltato, questo ovviamente mette in grande difficoltà tutta l'impresa, il mondo produttivo. Ma sì! Arriva adesso una segnalazione in la zoppa di Conegliano, 5 giorni per avere l'esito del tampone. Ma questo è logico, perché quel tampone di quell'eventuale positivo, se un positivo asintomatico, è un tampone che va nello stesso canale di qualsiasi altro cittadino che è senza sintomi o che magari deve fare uno screening perché è un contatto. Se invece è un contatto quel lavoratore, va nel canale di quelli che magari sono in avvio per essere ricoverati o finire in terapia intensiva. Non ha un senso davanti a questi numeri. Le imprese sono quelle tra le quali il conto viene pagato in maniera più serrata. Anche stamattina sono giunti messaggi dai imprenditori che non riescono a aprire i processi produttivi perché si ritrovano un sacco di personale quarantenato, perché per i figli a scuola, per contatti con positivi o altro. Ecco, tutta questa parte va risolta con una semplificazione. Adesso l'asintomatico può contagiare, ok, nessuno discute questo, però sappiamo che siamo davanti a una popolazione ormai che è pressoché quasi tutta vaccinata, e sappiamo che non siamo più nello scenario 21 febbraio 2020. Non siamo più nello scenario 21 febbraio 2020. Anzi, io inviterei l'OMS, che era quella che diceva che l'asintomatico non va tamponato nel 21 febbraio 2020, potrebbe dirlo adesso. Se ce lo dicesse adesso ci risolverebbe non pochi problemi. Perché nel 2020 commettevamo reato a tamponare gli asintomatici, nel 2022 commettiamo reato a non tamponarli gli asintomatici. Cioè, capite che si è rovesciato il mondo, ma è nella logica dei fatti, perché comunque è cambiato lo scenario. Vedete le ospedalizzazioni positivi, capite che non è più lo stesso virus. Ok? Una cosa, scusa, al volissimo, ma lo chiedo alla dottoressa che appunto è al tavolo, ma perché c'è questa resistenza di fronte a numeri così evidentemente fuori controllo sul piano centrale, del governo centrale, a valutare come positiva questo cambio di definizione di caso positivo? Cioè, mi sembra abbastanza evidente, dalle scuole alle imprese, ricordava la collega, davvero è fuori controllo, no?
Allora, diciamo che rispetto alle cose che sono state chieste dalle regioni, che noi come Regione Veneto abbiamo proposto e poi abbiamo avuto l'approvazione, condivisione con tutti i colleghi, sia i tecnici che non tecnici, molte cose ieri sono state condivise. Adesso poi vi faccio una rapida sintesi dopo il Presidente. Per quanto riguarda la definizione di caso, è una definizione che viene condivisa nel momento in cui viene definita a livello internazionale. Pertanto il Ministero da solo non può assumere una definizione di caso che sia diversa dalla definizione di caso che viene assunta a livello internazionale. E noi non vogliamo che il Ministero dica c'è una definizione di caso solo per la Regione Veneto e non vogliamo neanche che questa richiesta delle regioni venga interpretata come il tentativo di indicare un numero di positivi inferiore. Noi abbiamo definito bene col Ministero che noi vogliamo continuare a dire 21.000 positivi, però vorremmo che, e quindi in Italia 200.000, 198.000 quelli che sono, ma che accanto a questo venisse evidenziato sui 21.000 positivi che ce ne sono 2.000 in totale ricoverati e quindi sicuramente sintomatici, che ce ne sono altri 200 che sono stati messi che sono in isolamento sintomatici con una sintomatologia che comunque nel flusso che noi inviamo all'Istituto Superiore di Sanità ci consente di distinguere in pauci sintomatici oppure sintomatici, non necessariamente ricoverati. Ma ci sono anche altri flussi correnti, tipo coloro che accedono a pronto soccorso per sintomatologia da Covid ma non vengono ricoverati, vengono mandati a casa. Allora questo ci direbbe che sul totale dei positivi c'è una percentuale di soggetti che presentano una sintomatologia e quindi una sindrome che li identifica come sindrome da Covid. Questo è stato ben compreso sia dal Ministero della Salute che dall'Istituto Superiore di Sanità. E ieri il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto che in contemporanea, quasi in contemporanea, avevano un incontro con gli altri paesi europei proprio per discutere questo. Quindi la proposta delle regioni non è una proposta per minimizzare nulla, è una proposta che serve a passare da una sorveglianza sulla positività a una sorveglianza sindromica, così proprio come si fa per l'influenza e così come aveva indicato l'ECDC. E quindi questo è il passaggio. È chiaro che nel momento in cui si passa da una sorveglianza basata solo sulla positività, con l'importanza che abbiamo dato fino ad oggi e che continueremo a dare al soggetto positivo, anche le misure di mitigazione del rischio e anche di valutazione, quindi in termini di isolamento e di quarantena, devono essere modificate perché la popolazione suscettibile è diversa. Lo vediamo nel momento in cui nell'ambito di tutti i nostri contesti diciamo che uno è positivo, non facciamo il salto di 3 metri indietro, diciamo vabbè è positivo, si mette in isolamento e noi tutti continuiamo a lavorare, è così. Quindi è cambiato completamente lo scenario, è cambiato completamente la gravità e quindi tutte le misure vanno contestualizzate in questo senso. Sì, anticiperei una cosa, anzi aggiungerei una cosa, che intanto siamo stati come al solito precursori di queste proposte. 2, che andrà a finire, segnatevi la data, che sarà così. 3, risponderei anch'io, mi permetto di dare una risposta all'intervento di Martina Zambon. Perché non lo si fa? Perché sicuramente c'è un dibattito scientifico nel quale io non entro, ma è sicuramente inficiato anche da una posizione culturale di questo Paese. Allora, qui non è che voglio andare un po' più in là col ragionamento, ma un ragionamento che ci sta è questo. C'è una forma di autotutela in tutto quello che si decide, perché sembra quasi un contrappasso, sembra quasi un controsenso. C'è qualche problema? Sembra quasi un controsenso, ma c'è sempre il problema che nonostante ci sia uno che si lamenta dell'attesa di 6 ore, se poi le cose hanno una... non so, c'è qualcuno che si sta... Allora no, dicevo,
alla fin fine c'è sempre questo atteggiamento di autotutela in questo paese, perché comunque, se è pur vero che cerchi di risolvere il problema del cittadino, può essere poi che quel cittadino ti rivendichi il fatto che il problema è stato risolto in maniera troppo brillante e quindi lui ne ha avuto un danno. Del resto, guardate, la cultura è cultura di un popolo. Se fosse arrivato da noi quel tennista, cosa avremmo fatto? Infatti noi italiani siamo tutti lì a dire Madonna, cioè che coraggio l'Australia. Già da lì fa capire che il nostro atteggiamento è di tutt'altro tipo. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo secondo me dei vincoli culturali di approccio rispetto a questo tema che non sono quelli che hanno gli anglosassoni, che prendono il problema e col popolo a fianco lo affrontano. Del resto noi fuori dagli ospedali abbiamo le compagnie di assicurazione, vi ricordo, che hanno le sedi. Cioè, ve lo dico perché tutti mi vengono a raccontare qual è la miglior soluzione, però rischiamo di avere sempre dei soggetti che poi si dichiarano anche parte lesa. Cioè, non sto giustificando i romani, che non vanno mai giustificati, ma sto dicendo che c'è anche questo aspetto che pesa. Cioè, Alda prima chiedeva il tampone di prima generazione per il fine isolamento, ma è sicuramente la soluzione, noi siamo pronti con la delibera. Ma se qualcosa va storto, il primo che ti chiedeva di avere il tampone di fine isolamento di prima generazione sarà il primo che poi ti denuncia perché ti dice che ha letto che prima generazione non andava bene. Quindi io spero che si superi questo gap culturale, no? Nell'approccio. Si adotti un metodo un po' più anglosassone e che si vada verso la soluzione. Guardate che comunque è una questione di tempi, perché quello che vi abbiamo detto noi in queste settimane sarà esattamente quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non ve la so dire. Io spero nei prossimi giorni, ovviamente. Anche perché così facciamo finta di fare prevenzione, altrimenti, Cioè, diciamolo, e noi a far finta di fare i lavori non ci piace. La dottoressa Russo vi ha detto, noi siamo in grado di dirvi i positivi di che categoria sono, con sintomi, non sintomi, pochi sintomi, guardano la TV, se la spassa, fermiamoci lì. Dopodiché l'atteggiamento rispetto ai positivi deve essere diametralmente opposto in base al loro grado di malattia. Un'altra roba che abbiamo chiesto, e questa è la dimostrazione ancora una volta della cultura imperante, di togliere il Covid per caso dalle ospedalizzazioni. C'è la partoriente che mi entra, che fa il tampone di routine, perché noi facciamo i tamponi ai pazienti all'ingresso ogni 4 giorni. Facciamo e scopriamo che la partoriente è positiva, mi va nel calcolo dei ricoverati positivi e poi lei se ne va a casa con il bimbo bella e felice. Allora, anche qui perché non toglierlo? Ho sentito dire ma perché comunque occupa un letto Covid, perché alla fine sarà una partoriente. Sì, ho capito, ma nella contabilità per passare di zona viene calcolata in maniera erronea, perché quella è una partoriente che dopo 4 giorni va a casa, quindi non è neanche più un problema di ospedalizzazione importante. Dopodiché il passaggio successivo, ve lo annuncio così lo diciamo per primi noi, è il tema di affrontare la modifica del piano di sanità pubblica nazionale anche rispetto alle ospedalizzazioni. Cioè, come verranno gestiti i pazienti Covid per caso in ospedalizzazioni chirurgiche, in oncologiche, e nell'emergenza, urgenza o altro. Cioè, possiamo pensare di avere sempre una parte dell'ospedale dedicato a un Covid o cominciamo a fare anche altri ragionamenti? Lo dico, io non sono uno scienziato, ma immagino che non potremo andare avanti all'infinito a fare Covid point, a fare ospedali Covid o altro, perché poi è inevitabile che ci sarà una forma di isolamento molto più pratica e molto più gestibile di quella di oggi, perché oggi i sistemi sanitari sono paralizzati da questo sistema. Ti entra un Covid in geriatria, c'è una sorta di paralisi totale, perché poi a quel punto devi cominciare a fare tutti i percorsi. Non stiamo banalizzando il Covid perché è una malattia ed è anche grave in alcuni casi, però va affrontata insomma in questa fase che è definita di transizione, giusto? Io la chiamo di convivenza,
Loro la chiamano le transizioni. No, allora diciamo che questo è una definizione, anche le definizioni delle fasi pandemiche vengono fatte a livello internazionale, lo definisce l'OMS. Quindi noi non vogliamo dare delle definizioni a delle fasi e quindi non ci compete definire, però per come si sta presentando, per quello che è lo scenario, noi speriamo che questo, ma l'ha anticipato anche l'OMS, possa quella che si chiama nelle varie fasi dei piani pandemici, perché c'è una fase di preallerta, una fase quindi pre-pandemica, la fase pandemica, la fase di transizione e la fase interpandemica. Potremmo trovarci, come esattamente quando presentiamo una curva, quindi che comincia a salire, poi raggiunge e poi comincia a scendere, nella fase discendente di un percorso di pandemia che si chiama fase di transizione, che è quella che poi abbiamo descritto prima, quindi di tanti casi positivi con cui le persone, il sistema sanitario, il sistema comunità comincia a convivere. Noi speriamo proprio che questa sia una fase di transizione, che l'OMS la identifichi in tutti i paesi in questo modo, per arrivare alla fase, diciamo, di decremento e di convivenza per cui usciamo dalla pandemia. Quindi per ognuna di queste fasi i piani pandemici lo prevedono e noi stiamo scrivendo il piano pandemico 2021-2023, identifichi in questa fase le azioni pertinenti rispetto a questa fase, perché le cose che stiamo facendo non sono esattamente pertinenti, diciamo appropriate, termine più corretto, rispetto alla fase che stiamo vivendo. Che poi la fase di transizione è quella di endemizzazione, no? Certo. È quella endemica, che è quella che stiamo vivendo. Prego, altre domande? Se no passo alla dottoressa Russo. Una domanda. Mi pare esatto. Buongiorno Presidente. Dunque, allora pare di capire che il Veneto resta in arancione. Giallo. In giallo, per carità, in giallo. E dribbla il rischio di arancione anche per la settimana successiva, più o meno. Spieghiamo una cosa per non creare ansia ai cittadini. Il passaggio in arancione per i vaccinati è sostanzialmente a impatto zero. Lo dico perché l'impatto poi sulle attività produttive, sui programmi di viaggio, robe. L'arancione prevede la chiusura dei confini comunali, ma a meno che tu non sia vaccinato. Quindi non abbia il Super Green Pass, in poche parole. Quindi per noi dal punto di vista pratico ovviamente andrà a pesare sui non vaccinati, ma non, perché vedo qualcuno dice ma il Veneto chiuderà. Il Veneto non chiude. L'unico elemento di chiusura che può avere il Veneto o può avere qualsiasi regione italiana è finire in zona rossa. Zona rossa, allora a quel punto vuol dire che la situazione è precipitata, ti ritrovi con migliaia di persone in ospedale. Ecco, poi una domanda che tiene conto anche delle sue osservazioni sui test, sui tamponi. Allora, il Veneto, secondo me, ma secondo le statistiche, secondo i report, ha dato una prova formidabile di efficienza sul piano della vaccinazione, probabilmente superiore alle aspettative, ma non altrettanto è successo con i tamponi. Abbiamo visto code infinite, situazioni anche di tensione a Venezia, ma per esempio io ho avuto modo di vedere code veramente chilometriche. Sì, l'abbiamo vista anche noi. L'avete vista anche voi. Insomma, non si poteva, non si può alleviare il disagio dei cittadini. È esattamente quello che accade nelle altre regioni. Sono i discorsi che fanno i miei colleghi, è la preoccupazione che abbiamo tutti. Prova ne sia che tutti noi, presidenti di regione, abbiamo presentato il documento, che possiamo consegnarlo anche oggi, se magari è una copia, che è oggetto di discussione, che va proprio nella direzione di ridurre questi tamponi. Peraltro il Veneto ha un primato invece nei tamponi, che risulta essere quasi tutti i giorni la regione che fa più tamponi in Italia su abitante. Questo dà anche una dimostrazione di quanto abbiamo spinto. Ovvio che il sistema è un sistema che ormai è spinto al massimo, cioè pensabile. Il 23 marzo 2020 facevamo 2170 tamponi, oggi ne abbiamo fatti 162.000. Ma il 23 marzo non facevamo 53.000 vaccini contemporaneamente, il personale è sempre lo stesso. Quindi mi permetto di dire che lo scenario del Veneto dei tamponi è uno scenario che purtroppo condividiamo anche con gli altri colleghi, dove si fanno tamponi, dove non si fanno no.
I miei colleghi hanno lo stesso problema delle code, del caos, di tutto quello che... Volevo chiederle un'ultima cosa. Prego. Tempo fa, a proposito dell'attacco hacker all'ULSS Ugane, all'ULSS di Padova, a domanda precisa lei mi disse che non risultava una richiesta di riscatto, insomma una richiesta di... Invece sembra che questa richiesta ci sia, che non venga accolta. Può dirci insomma qual è, per quello che può dirci dal suo punto di vista? Non ho informazioni dettagliate, vi devo dire che c'è anche la procura che sta indagando, per cui è giusto che questa partita venga gestita dalla procura. Poi è una partita di un'azienda ospedaliera, basta, mi fermo qui, quindi non posso aggiungere altro. Ecco, dal punto di vista extragiudiziario, per quanto riguarda la supervisione, il rafforzamento e eventualmente il rattoppamento di qualche sbagliatura nel sistema di protezione digitale, se c'è stata, c'è qualche attività in atto? Ma guardate, dobbiamo chiarire una roba, perché qua, come ogni volta, 3 settimane fa chiedevamo la modifica di definizione di caso, qualcuno è uscito sui giornali o sulle agenzie dicendo Zaia vuole modificare perché vuole nascondere la polvere sotto il tappeto e non vuole passare in zona arancione. Tutti i miei colleghi hanno confermato la richiesta assieme a noi, per cui vedo che non sono in cattiva compagnia. La storia dell'attacco hacker, che ha interessato anche altre realtà, non solo la Regione Lazio, ma anche grandi società italiane, ormai è segno dei tempi. Del resto, quando si parla di cyber security, non è che lo si fa per parlare di robe che non vedremo mai sulla faccia della terra. Allora, alla luce di tutto questo, che è un mondo a noi avulso, noi abbiamo per metodo e anche per legge l'obbligo, quando dico noi, i nostri dirigenti, hanno l'obbligo di comprare tutti quei servizi di tutela, no? E di mettere... Ma faccio un esempio, nello smart working, perché uno dei canali di ingresso dell'attacco hacker, non nostro, in generale è uno dei punti deboli, cioè non è che c'è un bug nel processo, c'è tutta una serie di procedure che se non vengono rispettate creano la fessura per entrare. Faccio un esempio, perché sentiamo tanto parlare di attacco hacker ultimamente? Come è accaduto in Lazio, fra l'altro, che poi... Lo smart working. Una delle indicazioni nei protocolli dello smart working prevede che l'utente non deve usare la stessa password che usa personalmente per i fatti suoi. Molti quando sono in ufficio magari hanno la stessa password, ma sono in ufficio in un sistema, diciamo, protetto. Quando vanno a casa, e se non ricordo male c'è stata la storia del Lazio che è simile, vanno a casa, se usano la stessa parola chiave perché non hanno applicato il protocollo, creano fessura. Queste sono le analisi che stanno facendo, per capire da dove sono entrati. Probabilmente può essere che siano entrati da mancanza di applicazione di protocolli severi, senza dare la colpa a qualcuno. A volte anche non lasciare il computer, come si dice, aperto e vai al macchinetta a prendere un caffè, perché anche quello può essere un problema. Io non lo so, non lo sapevo, ma ho visto, c'è tutta una serie di misure di attenzione che sono proprio tutte scandagliate, c'è proprio un protocollo da seguire. A volte è anche un errore umano che poi permette di questi spazi. Non è che qua abbiamo un software colabrodo che siamo al terzo mondo, perché non funziona così. E se vi fate una ricerca su internet vedrete quante grosse società che noi riteniamo all'avanguardia nazionali hanno avuto guai con questi attacchi hacker. Ma vi ho fatto solo un esempio e non vi ho detto che il caso è questo nostro. Non so neanche quale sia il punto d'ingresso di questi hacker. Certo è, io la prima roba ho detto, ma se troverai i colpevoli, tutti dicono, guardate, sembra che parliamo di etere, di roba che fisicamente, ma dietro un computer c'è qualcuno che fa ste robe, perché poi i riscatti li chiedono in bitcoin, li chiedono, c'è un mondo che sembra quasi di una second life, no? C'è un mondo che non esiste, però funziona così. È una brutta storia, perché rendere pubblici i dati, le cartelle cliniche di pazienti non è una bella cosa. E dopo vorrei dire una cosa, la roba che a me più inquieta. L'attacco, se ci fosse un attacco che manda in tilt,
che so, i nostri dispositivi di cura dei pazienti. Noi abbiamo digitale dappertutto, una terapia intensiva, un blocco operatorio, dove la gente è tenuta in vita da macchine. Ma sti delinquenti qua si rendono conto che entrare nei nostri sistemi informatici possono veramente far di tutto. Voi direte, ma la morale e l'etica è zero, però ci sono anche le vite umane oltre alla diffusione dell'informazione che è già grave. Hai altro? No, grazie. Grazie. Sei tornato buono? Se non ci sono altre domande per il Presidente. Passo alla dottoressa che vi dà uno spaccato della riunione dello Stato dell'Arte. Noi siamo molto fiduciosi comunque su questo. E annunciamo, però non annunciamo, che la volta forse anche di domani facciamo un'altra riunione con un'altra novità. Il giornalista l'avrebbe capito al volo. Mi aiuta la dottoressa? No, nel senso, hai ragione, volevo dire che annunciamo che probabilmente domani faremo un altro punto stampa forse, perché forse abbiamo anche un'altra notizia e quindi annunciamo o non annunciamo. Una decina di forse, vabbè. Questa mattina fra l'altro ho avuto l'incontro con la cinese su Radio 24. Si l'ho spiazzata. Ha dovuto dire che parlo bene cinese. Ma compreso quello che... Sì, anche perché l'ho salutato con un'altra frase, quindi non se l'aspettava. Arrivederci, grazie. Prego, dottoressa Rusci. Che l'ho invitata alle Olimpiadi di Cortina, ha detto che ci viene. Grazie. Grazie dottoressa. Lei, arrivederci. Buongiorno a tutti. Allora, alcune cose le ha già anticipate il Presidente, quindi facciamo solo un piccolo aggiornamento. Allora, gli obiettivi di questo gruppo che si è costituito, li abbiamo visti e li abbiamo condivisi anche l'altra volta, sono quelli di rivedere le misure che attualmente il sistema nazionale ha messo in essere rispetto a quello che è lo scenario attuale. Quindi non c'è solo la definizione di caso che abbiamo già affrontato e che vi abbiamo detto è fase di interlocuzione non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, ma ci sono tutta un'altra serie di elementi che devono essere, come si può dire, dovrebbero essere adattati rispetto a quello che stiamo affrontando. Allora, il sistema degli indicatori che vi ho detto del mese di aprile del 2020, l'Istituto Superiore di Sanità ha condiviso che va modificato. Alcuni indicatori al momento non sono più rappresentativi e utili, diciamo, a illustrare quella che è la realtà, per cui insomma è inutile che facciamo lavorare i nostri operatori per rispondere a questi indicatori. Quindi gli indicatori che noi abbiamo proposto vengono mantenuti sono quelli che ci aiutano a misurare lo stress del sistema sanitario e li vediamo tutte le settimane, quindi i tassi di occupazione dei posti letto in area critica e in area non critica. Poi l'RCT in questo momento possiamo anche tenerlo, ma non è più rappresentativo come l'anno scorso quando l'RCT superava 1,25 e si andava in rosso. Adesso ha assunto un altro significato perché la positività ha assunto un altro significato. Anche l'incidenza, vi ricordo che c'era un decreto per cui un decreto legge sopra i 250 si andava in rosso. Perché? Perché l'incidenza aveva un altro significato. Adesso abbiamo oltre 2.000 a livello nazionale su 100.000 e abbiamo una situazione sanitaria, ospedaliera che è completamente diversa. Quindi di questo abbiamo condiviso, bisogna tenere conto, per cui l'Istituto insomma rivedrà il suo sistema che magari riesce e si mantiene per alcuni, si mantiene per molti flussi perché è giusto monitorare da tutti i punti di vista quella che è la situazione, ma gli indicatori saranno più coerenti rispetto alla situazione epidemiologica. Abbiamo anche condiviso col Ministero, con l'Istituto, insomma con le autorità che erano presenti, il fatto che ci sono difficoltà
in termini di tempi di durata dell'isolamento e della quarantena, che sono, insomma, come si può dire, difficoltosi da portare avanti, anche perché non consentono a molti lavoratori che sono vaccinati e sono asintomatici di tornare al lavoro, e quindi il sistema sanitario, molti operatori sanitari attualmente trivaccinati sono in isolamento pur essendo asintomatici. Molti lavoratori del sistema della scuola, abbiamo molti insegnanti che sono costretti a stare a casa, sistema dei trasporti, quindi storie di tutti i giorni, corse che saltano, e quindi notevoli difficoltà. Abbiamo proposto che venga preso in considerazione un protocollo suggerito dall'ECDC e pubblicato il 7 gennaio, che in base allo scenario, per un periodo di tempo, questo voglio dire, allora le misure che noi chiediamo e che vorremmo condividere con gli enti del Ministero e dell'Istituto non sono delle misure che servono, che devono essere applicate per sempre. Sappiamo che le misure sono per quel contesto, per quello scenario, perché l'ECDC dice: consideriamo intanto principalmente i soggetti che sono completamente vaccinati, quindi quelli con dose booster o che hanno fatto le 2 dosi, quindi hanno completato il ciclo da meno di 120 giorni o 180 giorni. I paesi dove la variante Omicron è dominante, perché questo è importante. E quindi in questi paesi considerare i soggetti che presentano queste caratteristiche e metterli in isolamento per un tempo molto breve, perché breve è il periodo di contagiosità della Omicron. Dice 3 giorni. Se il soggetto rimane asintomatico nelle ultime 24 ore, dopo questi 3 giorni torna alle sue normali attività con un'autosorveglianza di altri 3 giorni. Naturalmente l'autosorveglianza, che già il Ministero ha portato avanti nelle varie norme, comporta il fatto che si utilizza la mascherina FFP2 per qualsiasi ambiente che questi frequenta. Cosa vuol dire questo? E applica questo tipo di protocollo, propone questo tipo di protocollo per tutti i lavoratori dei servizi essenziali. Perché? Perché noi sappiamo e abbiamo imparato che la pandemia si fonda sul mantenimento dei lavoratori dei servizi essenziali, perché sono quelli che mantengono la società. Quando è arrivato il vaccino, voi sapete che c'era una priorità. Adesso l'abbiamo dimenticata, però si prioritarizzava per i soggetti estremamente fragili, che erano gli ultra ottantenni, ma per quanto riguarda i lavoratori abbiamo cominciato con gli operatori sanitari e poi con le altre categorie dei servizi essenziali. Quindi anche adesso bisogna cercare di orientare quelle che sono le misure di isolamento anche in maniera diversa rispetto allo stato vaccinale e rispetto ai sintomi e rispetto anche al fatto di mantenere in piedi la società. Quindi questo lo dice l'ECDC, noi lo abbiamo condiviso ieri con l'autorevole gruppo con cui abbiamo la possibilità di confrontarci, e quindi a breve avremo una risposta in questo senso, e credo che sia molto importante per la vita di tutti noi come professionisti e come cittadini. Quindi questa è una cosa. Poi un'altra cosa che abbiamo condiviso molto importante è il contact tracing, nel senso l'individuazione di tutti i contatti. È chiaro che con una incidenza così alta, superiore a 2000, non è una cosa, non dico sostenibile, ma non è utile, perché noi potremmo arruolare tutto l'esercito e fare in modo che l'esercito chiami tutte le persone. Non rappresenta più una misura di mitigazione del rischio. Questo, il fatto di contattare tutte le persone, non blocca la circolazione del virus, perché adesso, mantenendo tutto aperto, non c'è più nessuna barriera. Quindi non è sufficiente e non è una misura di controllo e di riduzione della circolazione del virus. Quindi il contact tracing potrebbe essere focalizzato ad alcune categorie a rischio, in alcuni ambienti a rischio, che sono le comunità chiuse,
per le persone particolarmente fragili, per cui è molto importante valutare il contesto delle persone che ruotano a questi soggetti e quindi orientarlo. Il CDC di Atlanta ha già individuato delle categorie, quindi noi chiediamo di allinearci in questo senso, ma è un percorso che è naturale, diciamo, nella gestione delle pandemie. Quindi questo è un altro, diciamo, delle cose che abbiamo detto. Ultimo ma non ultimo, abbiamo sollevato il problema della scuola. La sorveglianza, chiamiamola così in senso, diciamo, più ampio, della scuola, così come la stiamo affrontando in questo momento, è assolutamente insostenibile, perché i bambini, come ha detto il Presidente prima, gli studenti rischiano di rimanere in quarantena continuamente perché via via abbiamo più classi nella stessa classe. I soggetti vaccinati di un'età rispetto a quelli dell'altra età hanno trattamenti diversi, non riescono i genitori che invece possono andare in autosorveglianza ad andarci perché hanno i figli in quarantena, quindi una discrasia, una discrepanza tra quelle che sono le norme e quelle che sono le indicazioni che non è sostenibile. Sappiamo che anche loro, diciamo, loro per dire a livello centrale si è reso conto di questo e quindi adesso sta, diciamo, rivedendo questo tipo di percorso. Quindi per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda gli operatori, le proposte delle regioni che naturalmente devono essere condivise e supportate dalle evidenze scientifiche e dai percorsi proposti dagli enti che fanno questo tipo di valutazione di sanità pubblica, perché la sanità pubblica è una specialità della medicina, non è un'invenzione della politica, è una specialità medica che, poiché si rivolge alla popolazione, deve essere valutata anche da altri enti che ne permettono la realizzazione. Quindi il fatto che, diciamo, noi diamo delle indicazioni e chiediamo la condivisione di percorsi è perché sono misure di sanità pubblica che mirano a ridurre il rischio dell'intera popolazione. Ecco, quindi questo è il percorso. Quello che noi proponiamo sono tutte cose che, diciamo, sono sostenute dalle evidenze, ma che sono necessarie per evitare invece che si prendano delle misure che non hanno nessun razionale. In ogni decisione c'è un margine di rischio, è ovvio, però diciamo che quello che viene proposto a livello internazionale, lo scenario dominante che abbiamo in questo momento della Omicron, ci permette di aggiustare il tiro in forma semplificata. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Il tavolo si è concluso dicendo che adesso avrebbero valutato, diciamo, le cose che insieme abbiamo condiviso. Ci saranno, io spero, degli incontri a brevissimo per cominciare ad apportare un miglioramento di quelle e una più oculata, più, come si può dire, adatta, più appropriata sorveglianza su questa situazione che alleggerisce anche il cittadino. Che cosa succede per l'utente? Aumenta la responsabilità individuale, è ovvio, perché la persona che non sta bene, perché ha febbre, perché anche se non fa il tampone, non ha la certezza che si tratti di Covid, cerca di stare a casa e aspetta il miglioramento dei sintomi. Quindi la responsabilizzazione della persona è molto molto importante, perché chiamare tutti i singoli soggetti non è più sostenibile, ma non è più, insomma, neanche utile a ridurre la circolazione del virus in questo scenario. Ecco. Domande per la dottoressa Russo? Alda Vanzano. Grazie dottoressa. Una cosa extra, visto che lei partecipa a questi tavoli nazionali, un altro problema riguarda i Green Pass che vengono sospesi perché la persona diventa positiva, sì, poi si negativizza e il Green Pass rimane sospeso. Esiste a livello nazionale un numero di telefono, una mail, cioè a chi si deve rivolgere questa gente? Allora, il numero è il 1500 e per tutte le diciamo difficoltà che si incontrano, anche questo, anche nel Green Pass, è un numero che è stato messo a disposizione dal Ministero dall'inizio della pandemia e quindi rispondono anche a questi problemi di Green Pass. Anche lì c'è un po' un disallineamento rispetto a quello che viene richiesto per l'isolamento, per il soggetto che viene definito positivo anche se vaccinato eccetera, rispetto alla sospensione o meno del Green Pass.
C'è un gruppo dove ci sono vari rappresentanti, c'è un rappresentante per ogni regione che partecipa agli incontri che vengono fatti con gli uffici dei sistemi informativi del Ministero. Si tratta di allineare le informazioni e la velocità delle procedure rispetto a quello che è l'allineamento del Green Pass. Quindi abbiamo visto che ci sono delle discordanze. Prima il soggetto che diventava positivo continuava a mantenere il Green Pass. Adesso è stato inserito anche nell'ultimo decreto legge che il soggetto positivo ha una sospensione del Green Pass che dura fino a quando il soggetto non si negativizza. Al momento sembra che se io sono vaccinata con una dose booster e faccio un tampone rapido e mi risulta positivo, il Green Pass mi rimane valido. Se faccio il tampone molecolare, il Green Pass mi viene sospeso temporaneamente. Quindi questa è già una prima discrepanza che bisogna allineare e noi l'abbiamo fatta presente al Ministero. Invece, sì, lo sospendono. Poi abbiamo invece finito l'isolamento, sia che faccio un tampone rapido o che faccio un tampone molecolare, se risulta negativo il Green Pass mi viene ridato. Quindi l'entrata e l'uscita non sono proprio allineati in termini di test che vengono fatti. Li abbiamo evidenziato, quindi sono dei meccanismi che si stanno adeguando. Non è semplicissimo avere le stesse velocità nell'adeguare immediatamente l'informatica quando si tratta di tutta la popolazione. Quindi noi abbiamo anche un sistema regionale, ma vi daremo tramite Reggiani anche l'indirizzo, perché ci sono dei colleghi informatici che seguono continuamente, raccolgono tutte quelle che sono le difficoltà e le segnalazioni dei cittadini, perché costituiscono il front office con livello nazionale, per cui via via le varie posizioni, i vari disallineamenti vengono colmati. Ecco, quindi è un lavoro di continuo allineamento rispetto a quelle che sono le nuove indicazioni che vengono fornite. Ma è possibile, scusi, che ci sia un ritardo da parte delle ULSS nella trasmissione dei dati, dei tamponi, che quindi magari uno diventa negativo e quindi poi lo manda a livello ministeriale? Diciamo che sono... Pare che sia questa una delle risposte che viene data dal 2005, è colpa delle ULSS? Insomma, non so. Adesso quando il sistema è sovraccaricato, di sovraccarico del sistema sanitario, di sovraccarico della comunità, parla anche l'ICDC. L'ICDC individua delle misure ad hoc proprio perché quando si evidenziano dei sovraccarichi che quindi mettono in evidenza la difficoltà di gestire le situazioni sia a livello del sistema sanitario che della comunità. Quindi c'è un sovraccarico da parte nostra, c'è un sovraccarico poi a livello dei sistemi informativi centrali. Noi cerchiamo di decongestionare il sistema col migliore, con la velocità maggiore possibile. Ecco, quindi per quello dico che c'è questo riferimento a livello nazionale e a livello regionale proprio per cercare di aiutare tutti i cittadini, quindi è un lavoro che sicuramente viene fatto in maniera ininterrotta e continua. Bene, se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, chiudiamo qui, grazie e buona giornata.